Un incontro tra sindaci del Nuorese al fine di valutare le conseguenze dell'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali. La convocata stasera a Nuoro Andrea Sud, sindaco del capoluogo. All'appuntamento sono intervenuti una ventina di amministratori. Tra i temi affrontati la creazione di una rete urbana che veda la partecipazione della città capoluogo, un organismo che potrebbe coordinare le unioni dei comuni in cui è suddiviso il Nuorese. Rete urbana che potrebbe accedere ai finanziamenti comunitari di livello superiore. Nei loro interventi i sindaci si sono trovati d'accordo sulla necessità di trovare nelle more della riforma dei meccanismi che consentano al Nuorese di presentarsi a Cagliari con una voce sola, questo al fine di ottenere risposte per un territorio in cui lo spopolamento, la crisi economica e i ritardi storici di sviluppo rischiano di essere fatali, specie se confrontati alle possibilità di una città metropolitana come Cagliari, che ha una base economica di partenza fatta da 32.000 buste paga pubbliche. La riunione di oggi è una riunione informale tra sindaci per guardarci in faccia e vedere se ci sono nelle maglie della legge di riordino degli enti locali delle possibilità di rafforzare la collaborazione intercomunale sia sotto il profilo politico che sotto il profilo funzionale, per cui dobbiamo discutere se ci sono queste possibilità e se le possibilità vogliono essere percorse da parte delle amministrazioni locali. Poi i consigli comunali decideranno in realtà che cosa fare. Ieri si è riunito l'Osservatorio Nazionale sugli attentati agli amministratori locali. Penso sia un organismo importante per monitorare questo fenomeno che vede la Sardegna ai primi posti in Italia. Sì, sicuramente l'osservatorio è un istituto importante, ma è ben più importante che ci si ragioni sulla radice che hanno questi attentati contro gli amministratori. E spesso la ragione degli attentati contro gli amministratori risiede nella circostanza che gli amministratori sono l'ultimo baluardo della legalità, l'ultimo baluardo di difesa della società civile e molte volte sono in realtà costretti ad amministrare in una situazione di abbandono da parte delle istituzioni.